Cuore sportivo, alla guida Antonino Danna. Buongiorno Antonino, a te la linea. A volte ritornano e, come potete sentire, sono gradevoli e piacevoli ritorni. Ben ritrovata Sveva, buon sabato. Grazie Antonino, è un piacere anche per me. Grazie a te, cara. Amiche e amici miei, ma non dell'avventura, buongiorno. Siete sulle magiche onde di Radio Libertà. Questo è il Garage dell'Alfista. Io sono Antonino Danna e questa è la puntata di oggi, sabato 6 giugno dell'anno del Signore 2026. Cominciamo la nostra trasmissione. Vi ricordo, date il sangue, in ospedale serve sempre, salverete vite umane, chi salva una vita umana salva il mondo intero. Secondo appello, radiolibertà.net, fesso chi non lo legge perché vi perdete un bellissimo giornale online dove ci sono liberamente il nostro direttore Giovanni Sallusti, gli auto da fe di Giulio Cainarca, la rassegna stampa di Semivarin, video pillole e molto altro ancora. Ricordate, radiolibertà.net is the place to be. 340-670-9659 se volete mandarci le vostre zappe o WhatsApp che dir vogliansi, oppure il telefono è aperto da adesso 0292947222. Allora, noi tra poco avremo al telefono un gradito ospite, è Federico Squarcine, il presidente del Club Alfisti Veneto, perché questo club, che io ho il piacere insomma di conoscere da tempo, perché conosco Federico da anni, ecco, e che è già in onda, grazie Sveva. Buongiorno Federico, ben trovato. Ciao Antonino, ciao a tutti, buongiorno. Ecco appunto, allora stavo dicendo, io ho il piacere di conoscerti da anni, tu sei presidente del Club Alfisti Veneto. Prima di raccontare i prossimi eventi, raccontaci un po' il tuo club. Quando è nato? Quanti soci siete? Qual è l'alfa più vecchia e quella più giovane? Insomma, presentati un po', prego. Allora, il club è nato nel 2007 da un gruppo di amici che voleva unire la passione Alfa Romeo. Abbiamo la sede in provincia di Venezia presso un concessionario Alfa Romeo. Se non sbaglio a Milano. Sì, a Milano. È nato Prego. tutto per quanto riguarda un gioco per portare in giro la passione Alfa Romeo, e da di là è venuto fuori il club. Abbiamo organizzato diverse manifestazioni con anche il tuo supporto telefonico e radiofonico quando abbiamo fatto i 2 eventi dedicati a Giorgio Pianta, Vitamenti a Balocco. Poi abbiamo fatto varie è sempre attività. Un piacere. Per cui diciamo collaborare e avere il supporto di chi vive l'Alfa Romeo con passione è la cosa fondamentale. Decisamente. Perché anche i giovani devono capire che le Alfa Romeo hanno una storia, sono macchine costruite con passione da chi le ha create, non sono macchine nate così tanto per essere nate, ma hanno una storia, una passione e tutto va a essere collegato a quello. Chi è alfista capisce cosa è un Alfa Romeo, capisce le sue caratteristiche. Tu sei un alfista non perché possiedi un Alfa Romeo, ma perché la senti all'interno del tuo cuore. Bravo. Questo è essere alfista. Alfista è chiunque vede un Alfa e rimane incantato, la vuole provare, la vuole sentire. Diciamo che è come una donna. Se ami una donna, la donna la conosci per quello che è e la ami per i pregi e i difetti. L'Alfa Romeo è lo stesso. Guarda, raramente ho sentito una definizione più intelligente e approfondita dell'alfismo di questa. Guarda, mi fa molto piacere e sono molto contento che tu sia venuta a dirla qui in questa trasmissione. Senti, quanti soci siete? Allora, siamo una 70ina di soci sparsi un po' per il Veneto e anche fuori Veneto. Diciamo che la passione Alfa Romeo non si ferma al territorio veneto, perché sennò sarebbe diminutivo e
positivo per quanto riguarda chi è appassionato di Alfa Romeo. Come mi chiedevi tu prima, le Alfa Romeo, da quella più storica, si parla di una Giulia SS, poi per la Giulietta, Giulia SS, si parla per quanto riguarda la 75, la Turbo America o la Milano, poi si passa per quanto riguarda le 155, le Duetto, prima serie, seconda serie e quarta serie. Diciamo che il club è unito da questa passione qui. Dopo si arriva direttamente alle moderne. L'ultima è la Junior, perché comunque essendo un club riconosciuto da Alfa Romeo diamo supporto a tutte le attività, anche di Alfa Romeo. Il 21 saremo ad Arese per i 50 anni del museo, per supportare le attività che il museo fa. Per cui abbiamo tutta la passione per quanto riguarda l'Alfa in tutto il tondo. Federico, ti chiedo scusa, c'è una telefonata, la prendiamo subito. Sì. Pronto? Chi è là? Vediamo un po'. Pronto? Non è pronta. No. Pronto? Pronto? Buongiorno, sì. Antonino, sono Adriana. Oh, Adriana, buongiorno. Caro, volevo ringraziare il tuo ospite, ha detto delle frasi bellissime. Io ho guidato una Giulia, la Giulia di mio padre, per qualche anno e ho capito perfettamente cosa ha voluto dire. Quindi momento, Giulia 1300, 1600, che Giulia era? Dunque era una 1600 era, sì. Una Giulia fantastica, guarda, sono contenta di aver avuto l'esperienza della guida di una Giulia, perché poi nella famiglia c'era stata una Giulietta, ma io ero ancora piccola, no, non ero piccola, non ho avuto l'occasione di guidarla, però fagli i complimenti per quello che ha detto. E lui è qui, ti può rispondere direttamente, prego. Grazie caro, grazie. Salve Adriana. Buongiorno, complimenti, buongiorno. Perché è proprio vero, le donne bisogna capirle. E la Giulia, scusi, l'Alfa Romeo bisogna capirla, se no è meglio non possederla. Diciamo che è la stessa cosa, quando che sei innamorato di una donna, quello è la stessa cosa, devi curarla. È vero, l'ha espresso benissimo, per cui complimenti, e sempre complimenti per la trasmissione. Grazie caro, grazie. Ecco, nel frattempo, siccome piove sempre sul bagnato, c'è la signora Alessandra, la mamma del nostro Lorenzo Viviani, che mi ha appena girato sulla zappa della radio, poi svela se poi mostrala, la foto di una bella Giulietta Sprint che in questo momento si trova col cofano aperto in piazza Levanto, evidentemente, e c'è il numero 25, quindi oggi ci deve essere qualche rievocazione storica. A proposito di rievocazione storica e più che altro di impegni, Federico, vedi, qua basta parlare di Alfa Romeo e comincia a piovere roba da tutte le parti. Come vedi, Alfa Romeo è contagiosa. Sì. Quando che c'è passione si capisce, non è una cosa da tutti i giorni. Chi ha passione, come vedi, ho fatto ricordare alla signora Adriana, giusto? Sì, Adriana. I ricordi di quando era piccola, per cui sotto quel punto di vista lì, quando hai passione vai direttamente al cuore delle persone e le persone lo capiscono. È vero. Questo è chi ha passione per un marchio o qualcosa. E intanto stiamo vedendo la bella Giulietta Sprint fotografata dalla signora Alessandra, dalla mamma del nostro Lorenzo Viviani. Senti, Federico, tornando a noi, a posto Sveva, possiamo tornare alla scena principale. Grazie. Tornando a noi, appunto, parlavamo di rievocazioni e di eventi. Intanto voi oggi inaugurate la stagione, se ho ben capito. Diciamo che oggi è il terzo evento che facciamo perché abbiamo fatto un servizio fotografico con le Alfa Romeo a Jesolo, dove c'è stata una giornata dedicata alla passione Alfa Romeo. È stata una giornata veramente ricca di passione e di
con bellissima gente, e da di là è partito tutto l'inizio della stagione. Poi abbiamo fatto un raduno a maggio, il 24 maggio, con la presenza dell'Armi Carabinieri e Polizia di Stato. Lì è stata una giornata dove che la passione dell'Alfa Romeo è stata vista da tutti, dall'Arma dei Carabinieri, che loro collaborano spesso con noi, con la Polizia di Stato che ha portato la 159 2,5 Busso. E poi oggi si inizia con una manifestazione con sua Breda di Piave per quanto riguarda l'inaugurazione e test drive di nuovi modelli Alfa Romeo e Jeep con la concessionaria autostile di Montebelluna e direttamente di Villarba. Lì è una giornata dove che ognuno di noi può passare tranquillamente a passare qualche ora a bersi uno spritz, a farsi test drive, a conoscere nuovi prodotti. Questo è per quanto riguarda oggi. Il Veneto che ci piace. La revocazione che tu mi dicevi prima è per quanto riguarda il 10 di giugno, per quanto riguarda la Mille Miglia. Infatti. Ci sarà una presenza del club a Torreglia insieme a un altro club di Alfa Romeo per quanto riguarda l'esposizione dei modelli storici dell'Alfa. Sarà una giornata dedicata alla passione dei motori in tutto per tutto, con la città di Torreglia aperta per quanto riguarda la manifestazione. Ci saranno food truck, ci sarà tutto quello che Torreglia ospita. È una giornata dedicata a tutti gli amanti dei motori. Ecco, mi piace sottolineare che il 10 di giugno è mercoledì, quindi ci sono persone che lasciano i loro impegni, il loro lavoro, eccetera, eccetera, ed espongono la loro Alfa semplicemente per passione. Certe cose o le fai perché sono nel tuo cuore, o se no vai a timbrare il cartellino, fai la tua parte, lasci stare. E questo è anche la forza dei sodalizi che ci sono in Italia, dei club, quando ci si crede davvero nella storia del marchio e nella sua attività. Senti Federico, oltre a tutto questo, naturalmente immagino che almeno fino a luglio, poi di solito agosto è sempre un periodo abbastanza morto per i raduni, anche perché fa troppo caldo. Ma prossimi appuntamenti dopo il 10 di giugno cosa state preparando? Allora, dopo il 3 ci sarà il 12 luglio direttamente a Cartigliano un raduno con Alfa Romeo e anche altre auto in maniera e moto per quanto riguarda un evento in tutto tondo con manifestazioni che va a comprendere tutta la città, con spettacoli, con musica, un giro turistico per quanto riguarda Cartigliano e Citarella, per cui sarà una manifestazione con minimo 100 dalle 100 alle 200 auto, con la presenza dell'Arma Carabinieri e della Polizia di Stato, in rappresentanza di tutto quello che viene fatto del motorismo italiano e della passione degli appassionati che amano questo marchio. Mi sembra stupendo. Senti, un'ultima cosa, ma chi volesse venirvi a trovare o incontrare, voi dove avete il vostro quartiere generale, tanto per cominciare? Allora, la sede del club è a Milano, in via Cavini Sala 74, presso la Campello Motors, per cui tutte le attività, gli incontri che eventualmente facciamo in sede è possibile prendere appuntamento direttamente al mio numero. Se vuoi dopo mandarlo direttamente in diretta, così se dallo tu direttamente, non ti preoccupare, vai pure. Vabbè. Allora, chi avesse piacere di mettersi in contatto con Club Alfisti Veneto lo può fare tramite WhatsApp al 345 29 79 176 o eventualmente sulle pagine Instagram
e Facebook seguendo Club Alfisti Veneto. Ok, ripeti ancora il WhatsApp in modo tale che così magari i nostri ascoltatori possono segnarselo. Allora, 345 29 79 176. Eccellente, eccellente. Senti Federico, noi siamo in chiusura. Tu con che cosa parteciperai a questi eventi? Che macchina porterai? Allora, io sono indeciso se portare la 147 1600 con 40.000 km del 2009 o una 166 2000 V6 Busso. Io sono un po' di parte, quindi direi 166 V6 Busso. Lo sai, io ho qualche centimetro cubico in più, ma il 2000 si difende molto bene. Vabbè, il 2000 turbo è uno dei migliori turbo che ha fatto l'ingegner Busso, per cui diciamo che sotto quel punto di vista lì è un'architettura di ingegneria Alfa Romeo in tutti i sensi. Per cui quando che ti innamori di un V6 Busso e più li metti anche il turbo, come si dice, in alfa è il violino. Esatto. Per cui lì hai la tecnologia al massimo di livelli per quanto riguarda quel periodo lì. E comunque anche adesso il motore Busso V6 non ha nulla di invidiare ai nuovi motori. Anzi. No, assolutamente no. È un motore straordinario con tanta anima, questa è la differenza, specialmente quando prendi le riviste automobilistiche di oggi e trovi solo prove di robe elettriche o robe ibride e sono quasi tutte uguali perché hanno tutte la forma della scatola o la forma del SUV. Non c'è altro, non c'è altro, c'è un piattume generalizzato che francamente a me non interessa più. Anche io la penso come Jeremy Clarkson quando si è ritirato da Top Gear ha detto io non farò più test di automobili moderne proprio perché le automobili moderne elettriche e così via per me non hanno, ha usato un altro termine, comunque ha detto non hanno più alcuna attrattiva nei miei confronti e devo dire la verità, neanche a me le automobili moderne danno attrazione. Se parliamo di una Giulia Quadrifoglio 2009 molto volentieri, se parliamo di queste scatole elettriche francamente no. Federico, grazie allora e insomma Grazie stasera ricordiamo l'appuntamento di stasera. Sì, stasera è a Breda di Piave presso con Autosile al Golf Club per una giornata dedicata alla passione, al divertimento, Alfa Romeo e tutti assieme a berci come si dice in Veneto, un bel glotto de prosecco che fa sempre bene. Ecco, e mi sembra un ottimo programma per questa serata. Che dire di più? Grazie a Federico Squarcina, presidente del Club Alfisti Veneto, e al piacere di risentirci presto. Buona serata, buon divertimento. Grazie a te, a tutti i telespettatori e tutta Radio Libertà. A presto. Grazie. Noi chiudiamo qui, ci ritroviamo lunedì alle 18:15 con Zoom, il drive time in mezzo ai fatti, puntata numero 1209, oppure se preferite sabato prossimo 13 di giugno, che è pure il mio onomastico, vedete come tutto si tiene, per il garage dell'Alfista. Grazie a tutti e ricordate che the best is yet to come, il meglio deve ancora venire. Vi ha parlato Antonino Danna, buongiorno. Avete ascoltato il garage